questo tipo di locomotiva, che è una locomotiva che va al massimo 65 km/h. Una locomotiva che prevalentemente veniva utilizzata per il servizio merci, qualche servizio viaggiatori, però prevalentemente per servizio merci. Quindi ha una velocità limitata, ma una prestazione abbastanza elevata. Tu sei il motore pulsante della locomotiva. Esatto, adesso prepariamo il fuoco per il treno. Una bella iniziativa, anche perché si dispolverano carrozze qua, le 100 porte sono carrozze che hanno un po' di anni, va bene così, va bene fare queste cose, va bene per conoscere il territorio, perché tanti di loro non sanno che questa linea qua era la linea costruita ancora prima della Prima Guerra Mondiale. È la prima volta e devo dire che non ho dormito stanotte dall'entusiasmo. Aspettavamo con trepidazione il giro in treno a vapore, molto molto bello. È un'ottima opportunità questa, riscoprire il turismo lento, il turismo verde che sta andando di moda adesso e riscoprire il nostro territorio, sia all'interno, quindi noi conosciamo il nostro territorio, sia per i turisti che vengono da fuori. Ci contiamo proprio da questo punto di vista, anche perché quella che è la nostra stazione ha ripreso vita proprio con i treni storici, non avendo ancora quella che è la fermata, e ci auguriamo presto una fermata anche per i passeggeri. Diciamo che è una riapertura che fa sì che possiamo far vedere quella che è le nostre peculiarità, anche parlando di treni storici, l'opportunità di poter vedere il castello di Toppo, che fra l'altro Toppo, oltre ad avere il castello, i ruderi del castello che si vedono benissimo sulla tratta che percorriamo della Pedemontana, ha anche quello della possibilità di visitare uno dei borghi più belli d'Italia. La collaborazione molto intensa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia consente oggi di poter dire che la nostra regione si sta ponendo un po', come dire, all'apice di questo tipo di turismo innovativo, in certo qual modo, anche se scopre radici antiche, cioè la sostenibilità, il piacere di essere viaggiatore più che turista, cioè la riscoperta dei luoghi e il piacere di stare insieme. Tutto questo un treno storico può consentirlo. Oggi c'è un programma molto ricco, nel 2019 ben 26 saranno i treni storici della regione Friuli Venezia Giulia, che nascono appunto dalla convenzione, dalla collaborazione tra la nostra regione e Fondazione FS, e nel mio caso ho il piacere di presiedere un'associazione di quelle che collabora a questa attività sui treni storici, l'associazione Museo Stazione Trieste Campomarzio, e così fornisce una collaborazione per una divulgazione culturale della storia e della tecnica delle ferrovie, che abbiamo visto apprezzata dai viaggiatori fruitori di questi treni. Questi viaggi stiano veramente valorizzando il territorio della regione Friuli Venezia Giulia. Oggi siamo qui a Sacile, l'amministrazione comunale ci crede, ci ha veramente fatto una splendida accoglienza a questo treno. Il tempo non ha assolutamente guastato la giornata, perché non è quello, non è un po' di pioggia che può guastare uno spirito vincente. E abbiamo visitato questa magnifica tenuta qui a Vistorta, quindi in realtà credo che attraverso il fil rouge dei treni storici si possa realmente rilanciare l'immagine di tutto il Friuli Venezia Giulia, che è una miniera meravigliosa di cose bellissime da scoprire. E diciamo anche un'altra cosa, con importanti prospettive. Io sono un triestino, abito a Gorizia da 36 anni, per cui apprezzo molto e mi dedico anche a valorizzare il rapporto transfrontaliero. E i treni in particolare potranno consentire alla nostra regione di collegarsi sempre più e sempre meglio con la Slovenia e con l'Austria, anche sotto questo profilo di turismo particolare, però molto, ripeto, apprezzato all'estero e sempre più anche nel nostro paese. Quindi noi dobbiamo vedere veramente la nostra regione come un'eccellenza in questo settore, che lo sarà sempre di più nel prossimo futuro. Cultura, turismo, in realtà devono trasformarsi in una crescita economica, in un'opportunità di lavoro per i nostri giovani, in generale per la nostra economia. L'enogastronomia della nostra regione, legata alle sue bellezze naturali, alla sua storia, sono una marcia in più che noi dobbiamo valorizzare, perché abbiamo bisogno di fare economia. Economia significa benessere, significa opportunità sociali, significa sviluppare tutto ciò che di buono poi il nostro territorio e la nostra storia può consentirci di fare. Quello che è importante, che sarà la futura sfida, è di attirare attraverso i treni storici un turismo da fuori regione verso il Friuli Venezia Giulia, ma credo che questo sarà un passo inevitabile che percorreremo.